italiano si prepara, vi presento un attimo il brano che andremo a suonare, che è Alone Together, uno standard jazz reso celebre dal sassofonista americano Steve Lacy, del quale riproporremo anche l'assolo. E dopodiché, invece, sempre di un sassofonista, compositore, questa volta presenteremo Blues No. 2 di Bob Mintzer. Grazie e buon ascolto.
andiamo verso la conclusione con Mattia Moro al sax tenore, invece suonerà Blues Number 1. Grazie ancora e buon ascolto. Come sempre velocemente il termine di questo concerto. Io chiamo i protagonisti perché è il momento di ringraziamenti, pertanto prego i nostri 5 ragazzi che oggi prendono l'attestazione di partecipazione. Grazie infinite per la musica che ci avete regalato, per le emozioni e per la vostra bravura. Si parla sempre tanto male dei giovani e ne abbiamo di splendidi, perché alla loro età così bene e davanti a un pubblico con la diretta TV non è semplice, credetemi. E allora chiamo Chiara Casonato. Quindi io chiamo per un ringraziamento anche i maestri, Davide Lorenzetti, ringraziamo
che è assente per ragioni di servizio, e chiamo il maestro Del Buca, che ha formato due sassofonisti. E siccome stiamo parlando di ringraziamenti, ringrazio Vive TV, che tutte le domeniche con grandissima pazienza riprende i nostri eventi e poi li rende disponibili su YouTube per coloro che vogliono vederli successivamente. Ringrazio il Comune di Conegliano, che ci mette a disposizione con costanza le sale dove vengono eseguiti i concerti. Ringrazio la Parrocchia del Duomo, che mette a disposizione pure lei degli spazi. E ringrazio i nostri benefattori, che sono, come potete vedere, Banca della Marca, Home Cucine, Masottina, Corte Armonica, che ci mette gratuitamente a disposizione il pianoforte. Per la settimana prossima non ci sarà un concerto meridiano, perché a Conegliano si svolge la rassegna Musica nel Paesaggio. C'è tanta musica dall'alba fino al tramonto, quindi il concerto meridiano rischiava di essere un qualcosa in più, ma noi torniamo puntuali sempre in questa sala il 28, quindi l'ultima domenica di giugno, che chiude l'annata rotariana 25-26, ma non chiude la rassegna Concerti Meridiani, perché i concerti meridiani, sono già in condizione di dirvelo, continueranno puntualmente la settimana dopo, con luglio, sotto altra presidenza, ma comunque col medesimo impegno, con la medesima passione. Io ringrazio il pubblico, vi ricordo che la rassegna Concerti Meridiani si chiama Progetto Concerti Meridiani, incentivo all'ascolto della musica ai giovani musicisti e alle scuole che li formano. Per cui ringraziamo tutti coloro che uscendo vorranno lasciare, ancorché la partecipazione al concerto sia libera, un contributo che va alle scuole che formano i ragazzi. Grazie di cuore a tutti quanti per la vostra presenza, vi aspettiamo domenica 28, sempre in questa sala, per l'ultimo concerto, ma non ultimo naturalmente. Buona domenica e grazie.